Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendatore Veneziano, eccolo qua il nostro DAF. Siamo col DAF ragazzi, perché adesso abbiamo lasciato un po' la Francia e vogliamo andare un po' nel nord Europa, soprattutto Olanda, siamo qua con il livello del Belgio perché troppo quella dell'Olanda non c'è. E niente, qua ci sta una bella foto per la copertina. Andiamo di F12, perfetto. Rimettiamo solo una caramella, scusate ragazzi. Vai, aspetta però. Vediamo le luci, le ho chiuse, sì, perfetto, e andiamo. Quanto ma che siamo già in viaggio, cazzo sta anche piovendo, ma non ci credo. Sta anche piovendo, siamo col DAF, abbiamo cambiato, li voglio tutti ragazzi, li voglio tutti. Allora, dobbiamo fare qua, dobbiamo andare a Rotterdam. Andare a Rotterdam ragazzi, mancano 700 km, quindi ne mancano tantini purtroppo. Stiamo anche attenti che ci sono lavori in corso. E ho capito che sono stanco, appena... Aspetta, passa, passa, passa. Non voglio rischiare. C'è un qualcosa... Non c'è neanche una stazioncina? È un po' lontana neanche, bah. Vabbè. Teoricamente questo è un po' più veloce, speriamo. Questo camioncino ha solo 74 km, quindi è proprio nuovo, nuovo. Possiamo vedere qua tutti gli interni. Il prossimo, ragazzi, sarà il Mercedes. Ok, avevo le abbaglianti, cazzo. No good, no good. Non bene, Cume, non bene. Abbiamo il sorpasso ignorante. No, 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 no. No, e moriamo così. C'è andata di culo, ragazzi. C'è andata veramente di culo. Sono le 10:59 e sta piovendo. Siamo qua piove anche forte. Qua sta anche piovendo abbastanza forte. Capito che sono stanco, non rompere i maroni, però adesso appena trovo il coso mi riposo. A che altezza siamo? Ah, siamo partiti da Zurigo, quindi siamo ancora in Switzerland. Ok. Perché sto camion chiaramente non è veloce perché purtroppo, insomma, questi sono i camion nei primi livelli. Siamo ancora a livello 10, purtroppo eravamo a livello... Abbiamo perso due carriere, porca trota. Solo il Cume può avere ste sfighe. Tipiche sfighe comendiane, insomma, tanto per dire. Dai, spingi con sto catorcio. Non vedo l'ora di andare con lo Scania, Streamline sarà l'ultimo che compro. Ok, siamo in France, le vie rose, na 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 na, e possiamo dormire. Cazzo, cazzo, che rischio. Cazzo, con la pioggia ho rischiato. Ho mancato anche la piazzola. Eccola. Il Cume ha fatto la cagata. Il Cumendone ha fatto il cagatone. Ok. Ciao. Cagatone tattico. Ok, siamo... è notte adesso. Ok, possiamo anche chiudere il tergicazzi. Manovra illegalissima in 10 stati. Ok. E adesso va di tramontone, signori. Oh, la guarda che roba, fioi. Tramontone obeso. Ok, carburante ce l'abbiamo per 1484, abbiamo molta autonomia. Perfetto. Sono le luci, così, le luci lampeggianti, fighissime, che non servono, chiaramente, se no
Ma è proprio il massimo. E niente, 647 km all'arrivo. Manca ancora tanto. Sono le 20:50, dobbiamo arrivare. Tempo limite dobbiamo arrivare. Martedì alle 20:14. Consegna prevista martedì alle 7. Quindi siamo in perfetto orario. Siamo anche in anticipo. Siamo in Francia adesso. Adesso qua devo andare dritti. Bisogna cominciare a tirarlo sto DAF. Sto fottutissimo DAF. Guarda come spinge il porco. Guardalo come spinge. Ok. Dopo piacerebbe prendere anche i top di gamma di tutti quanti i camion. Vediamo che non dobbiamo arrivare a un livello molto alto, ragazzi. Non sarà semplice, ma ci proviamo. Sto camion è proprio nuovo, nuovo, nuovo. Ai ai ai. Adesso stiamo pompando bene in questa notte francese. Con la bandierina che ti fa perdere 100 fps al secondo. Viva la bandierina. Bisogna spingere col nostro camion. Bello besotto. Bello cattivo. Raga, mancano 456 km. Guarda che bello, raga. Guarda che roba. Come me lo godo sta roba. Vai, luci, discoteca. Siamo in discoteca. No, cazzo. Ok. Stiamo pompando a cannone. Viaggetto insomma bello, andiamo in Olanda, facciamo un po' il nord Europa perché sennò cioè, non possiamo fare solo la Viva la France perché sennò ci spacchiamo i maroni. E la cosa, a mio modestissimo parere, è abbastanza ufficiale. Raga, siamo in Belgio, lasciamo l'Olanda, abbiamo lasciato l'Olanda per 10 secondi, tipo. Mancano 309 km. Stiamo viaggiando a un ritmo di 100 km/h, la temperatura è buona e si gode. Tutto rego. Tutto rego, me ne frego. Il nostro camioncino comincia a macinare. E intanto... No! Mamma mia! E la salva, e la salva, e la salva, e la salva. Ok, chiuso, ciao. Mamma mia. Un culo importante quello per il cume. Un culo ok ragazzi, mancano 132 km. Abbiamo rischiato tanto con la nostra discoteca. Ma adesso siamo qua. Pronti ad arrivare a Rotterdam in Olanda. Viaggio tranquillo, sinceramente, a parte quel vaneggio, ragazzi, biblico con la pioggia, mamma mia. Un ipervaneggius. Riscaldiamo un po' le gomme. Riscaldiamo le gomme. Questo viaggetto lo portiamo a termine. La Veneziana dei Trasporti sta risalendo la china, ragazzi. La stiamo risalendo in maniera importante. Abbiamo anche due autisti. Insomma che togliere
E vabbè, gli altri sono veramente mi mandano a fare in culo i miei... Insomma, gli altri automobilisti. E comincia a intravedersi l'alba olandese, una delle più tipiche. Amsterdam-Rotterdam a 1. Ok, siamo verso Netherland Center. Se lo stiamo tirando bene sto porco di camion. Questa è una brutta curva, presa egregiamente. E cominciano a intravedersi le prime cose olandesi. Le prime opere architettoniche olandesi, i mulini. Stiamo spingendo a fondo sto camion, è sicuramente più veloce di quel Renault osceno. Mamma mia che brutta roba. Ragazzi, e rientriamo ufficialmente in Olanda. Perfetto. 51 km. E siamo arrivati. Buono, buono, buono. Un viaggio molto interessante. Buon viaggio per il Cume. Dai, facciamo un sorpasso tattico. Vai di sorpassone tattico. Con il nostro DAF. Vai, 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 vai. Internazzo puro. Mamma mia, signori. Un Cume in grandissimo spolvero quello di quest'oggi. Anche se Eurotrack domina. No! No! Ma puttana miseria. Meno male che l'ho preso di striscio, ma non ci credo, non ci credo. Porca trota, oh, fatalità, è andato di là proprio in quel momento. Che sfiga, oh. Siamo a Rotterdam, che bella. Andiamo dritti perché ce ne fottiamo, i soldi ci sono. Non ho voglia di rispettare, non ho voglia di rispettare la legge oggi, il Cume non ha voglia. Hashtag il Cume non ha voglia. L'importante era arrivare a Rotterdam. Molto bene. Primo viaggio andato con il DAF, purtroppo è già danneggiato un po'. Vediamo quant'è. 3%, dai, pensavo peggio. Pensavo molto peggio, sì, Non ho voglia di farlo questo. Yes! Eccellente, Beppe, eccellente. Dai che arrivano bei soldoni, vediamo se andiamo avanti di grado. Non penso. Quasi, quasi, buono, buono però. Buono raga, sotto il comandante veneziano, la Veneziano dei Trasporti sta sempre più dominando. Eh, Gestione aziendale, come potete vedere, guardate, c'è il Renault Premium, ce l'ha questo Angelo M, famosissimo Angelo Gbonna, il puttanone di Lucy con il Volvone, che ha già 10.000 km, cazzo. E poi c'è il DAF del Comendone. Rango sotto il Comendone veneziano. Ciao!